Continua la serie positiva per la Profavara che vince anche a Marineo contro la locale squadra dell'Oratorio San Ciro e Giorgio. Per la squadra favarese è la terza vittoria consecutiva, la 15ª stagionale. 2-0 il risultato finale, reti di Lapiana e Caternicchia. Profavara che colpisce anche due pali e costringe agli straordinari l'ottimo portiere del Marineo Cessi che salva in almeno due occasioni. La supremazia della Profavara non è mai stata messa in discussione. Gli uomini di mister Catalano hanno tenuto bene il campo, affrontando con grande professionalità anche i tanti episodi che hanno visto gli animi scaldarsi più del dovuto, scontri che hanno creato frizioni e diverse ammonizioni, e anche l'espulsione di Cardinale del Marineo per somma di ammonizioni. Marineo che ha cercato di contrastare gli ospiti, ma contro questa Profavara l'impresa è ardua per tutti. La Profavara sblocca il risultato ad inizio di ripresa con il solito Lapiana, abile a trasformare un calcio di rigore, il raddoppio al 72esimo con uno slalom vincente di Caternicchia appena entrato proprio al posto di Lapiana. Il Marineo ha tentato di rimettere in sesto il risultato, ma è stato impossibile avvicinarsi alla porta di Airé, mai messo in seria difficoltà. I favaresi invece avrebbero potuto anche andare oltre il 2-0. Una vittoria importantissima per la Profavara che domenica prossima ospita in casa l'Acragas per il derby agrigentino per antonomasia. Una partita attesa da tutta la città, importantissima per l'alta classifica del campionato d'eccellenza Girone A che vede in vetta Lenna e a seguire proprio Acragas e Profavara. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Ma è una partita, sappiamo che avevamo una partita difficile su un campo dove non siamo abituati a giocare perché è molto più piccolo rispetto al nostro. Devo dire che siamo partiti anche abbastanza bene, girando abbastanza bene la palla e che non si trovava spazio perché il Marineo era messo tutto dietro la linea della palla, quindi ogni volta che riuscivamo a trovare qualche imbucata non l'abbiama sfruttata nel migliore dei modi. C'è anche da dire che sia il primo che il secondo tempo per circa 80 minuti è stata una partita tosta, maschia, e devo dire che i ragazzi l'hanno affrontata col piglio giusto e questo sicuramente è una cosa importante. Forse un po' di nervosismo in più in campo, però poi alla fine si è riusciti a giocare, raddoppiare, insomma la partita poi è andata avanti. Sì, nervosismo perché cercavamo in tutti i modi di sbloccare la partita, però non abbiamo mai trovato l'imbucata giusta, quella volta che l'abbiamo trovata non l'abbiamo sfruttata e quindi la squadra si è un po' innervosita. Però alla fine del primo tempo abbiamo parlato un po' agli spogliatoi, c'erano ancora 45 minuti, quindi bisogna essere abbastanza tranquilli e fare quello che sappiamo fare, attraverso il gioco arrivare a poi a vincere le partite. Mister, abbiamo visto un primo tempo motivato, Marineo in campo ben messo, certo poi il rigore ha un po' modificato l'assetto. Sì, è andata proprio così, ce la siamo giocati bene il primo tempo, abbiamo cercato di chiudere tutti gli spazi, abbiamo avuto qualche occasione noi, qualcuno nel Favara, sapevamo che era una partita molto difficile, poi purtroppo gli episodi cambiano l'andamento di una gara, andare sotto su un episodio quantomeno dubbio, non giudico mai gli errori arbitrali, figuriamoci in eccellenza o il VAR, però dico quell'episodio ha cambiato la partita, i ragazzi tutti mi dicono che non c'era, eppure è chiaro che è normale che i miei mi dicono così, dalla panchina non sembrava, ma non lo giudico, ci può stare, poi l'andamento è andato lì, quando vai sotto col Favara con la qualità che hanno loro è difficile, i ragazzi poi hanno perso la testa e quando siamo rimasti in 10 purtroppo il gol ci ha tagliato la testa e abbiamo avuto quei 5 minuti di nervosismo che ci hanno lasciato in 10 e poi è difficile andare a recuperare. Qual è il proseguo del campionato per il Marineo? Ma il proseguo, noi dobbiamo giocarci partita dopo partita, cerchiamo di dare il massimo. E in pratica c'è stato un momento della partita in cui c'era abbastanza nervosismo da entrambe le squadre, poi sono entrato e ho sfruttato l'occasione e ha fatto un bel gol. Uno slalom da manuale, veramente. Sì, è stato tutto improvviso, infatti poi lo voglio rivedere, però penso che da fuori è stato un bel gol. Adesso ci aspetta una settimana importante in vista del derby con l'Acragas. Una settimana importante perché, più che altro perché la classifica
si è accorciata e quindi per noi è una partita importante, però ripeto, come ho detto anche l'altra volta, per me tutte le partite sono importanti, non è perché viene l'Agras, poteva venire pure il Cus Palermo o la Parmoval, noi dobbiamo interpretare le partite come abbiamo interpretato in queste ultime giornate, dopo di ciò raccogliamo il meglio che possiamo raccogliere e quest'anno, ripeto, la società ci ha fatto una squadra perché è in merito della società che mi ha permesso di fare questa squadra. Io ringrazio sempre tutti i capi, diciamo, da Marrone a Castronovo, che mi hanno permesso di costruire una squadra di ragazzi straordinari. Settimana intensa, no, noi lavoriamo come abbiamo lavorato tutte le altre settimane, con grande serenità, con grande voglia, i ragazzi si divertono quando arrivano al campo. È vero che giustamente la partita domenica ha un significato diverso sia per la classifica e sia perché è un derby abbastanza sentito, quindi noi cercheremo di prepararla nel migliore dei modi e poi domenica il campo darà il verdetto. Abbiamo avuto il rientro di Lupo, insomma si è fatto gli ultimi 10 minuti, avremo la possibilità domenica prossima anche di Marino, di De Luca, insomma la rosa si va completando. Sì, stanno rientrando un po' tutti, oggi vedo l'ho messo dentro 15 minuti della fine anche per prendere un po' di confidenza col pallone, campo, anche se è un ragazzo, devo dire, un professionista perché si è sempre allenato e si vede perché è sempre pronto a qualsiasi cosa. Poi rientrano gli squalificati, quindi domenica sono tutti a disposizione e poi alla fine chi ritengo di far partire titolare contro l'Agragas lo deciderò sempre la domenica mattina. È anche vero che fino a questo momento devo dire che i ragazzi sono stati tutti bravi, per me sono tutti titolari, quindi so che tutti vogliono giocare questa partita, però purtroppo alla fine ne vanno 11 in campo.